Guerra in Ucraina, il Veneto appronta la rete sanitaria per reggere all'onda d'urto prevista per le prossime settimane. Identificati 26 hub sanitari presidi anche nelle stazioni, obbligo di tamponi per tutti i profughi. Dall'ambulanza davanti alla stazione di Padova all'hub di Torri di Quartesolo, mamme e bambini dall'Ucraina in coda per il tampone, da loro il racconto del dramma. Pescatori in sciopero e licenze consegnate ai sindaci in segno di protesta, così a Chioggia e Porto Tolle un intero settore a rischio collasso a causa del rincaro dei carburanti. Il caro benzina si fa sentire anche sulle famiglie, c'è chi rispolvera un trucco dell'austerity, olio di semi diluito nel gasolio, e in alcuni supermercati l'olio viene razionato. 2 anziane sorelle trovate morte in casa, il dramma in un appartamento in centro a Venezia, a dare l'allarme un operaio, indagini in corso. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al disegno di legge quadro sulla montagna, previsti sgravi fiscali alle imprese e crediti d'imposta per i lavoratori che decidono di trasferirsi nelle terre alte. Una scoperta straordinaria nella villa romana dei mosaici di Negrar, riemerge una parte del pavimento con splendidi mosaici perfettamente conservati. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali il nodo dell'accoglienza, con un'ordinanza firmata nel pomeriggio dal presidente del Veneto Luca Zaia. Tamponi obbligatori per tutti i profughi dall'Ucraina. Non solo, vengono identificati 26 hub sanitari. Vi dico già che in questa ordinanza io ho voluto, non so come sarà presa, ma non me ne frega niente, l'obbligo del tampone. Cioè, i profughi che arrivano qui hanno l'obbligo di farsi il tampone, che non mi parla violenza, perché stiamo parlando di una comunità che noi accogliamo, ma che è vaccinata, non so, al 30%, cioè vi do una percentuale, cioè, quindi noi non ci possiamo permettere recrudescenze. Coordinare l'emergenza profughi con quella non ancora del tutto conclusa del Covid, questo è l'obiettivo della nuova ordinanza firmata dal presidente Zaia. Finora in Veneto sono giunti 2.500 profughi, ma se ne prevedono 40-50.000. L'incidenza dei positivi è del 2%, 43 soggetti. La prima accoglienza a seconda dei flussi sarà diffusa su tutto il territorio con 26 punti sanitari, spesso i Covid e Vax Point già in uso, vista la tipologia di arrivi, in prima fila pediatri e psicologi. Unità mobili saranno presenti nelle stazioni dei treni di Mestre, Padova e Verona. Ci sarà la sanità del Veneto sul binario, perché molti arrivano in treno. Oltre all'accoglienza si studiano anche nuove forme di inserimento lavorativo nei settori dove manca personale, come il turismo stagionale balneare. Creiamo un borsino della domanda e delle offerte per mettere in collegamento ovviamente le aziende che hanno bisogno di profili professionali con i profughi che si rendono disponibili. Ma la crisi ucraina ha anche altri risvolti. Aggiornato in mattinata per esempio il piano nucleare da parte dei presidenti delle regioni. Nessuna psicosi, avverte Zaia, solo una richiesta operativa sulla pastiglia allo iodio da trattare come integratore e non come farmaco. Ma se è un integratore alimentare, cos'è che dobbiamo fare noi? Così la finiamo questo dibattito della pastiglia. Diamo a tutti i cittadini le 2 pastiglie che si terranno al comodino finché non marciranno, e vuol dire che il giorno, se mai un giorno dovesse servire per precauzione, si dà l'annuncio, prendete la pastiglia, fine, che non verrà mai quel giorno. L'altro tema ben più attuale e concreto, quello dei costi dell'energia. Qui Zaia chiede al governo di compiere 2 mosse. La prima, intervenire sulle accise del carburante subito. Secondo, rivedere le azioni del PNRR. Va rinegoziata la linea di investimento con l'Europa, e penso che l'Europa davanti a una tragedia come questa, pensate solo all'idea di poter salvare l'occupazione delle nostre imprese. Un aiuto all'economia potrebbe arrivare anche dalla fine delle restrizioni legate al Covid. Si deve passare dalla pandemia all'endemia, cambiando approccio, seppure mantenendo atteggiamenti prudenti. Chiedo massima attenzione ai cittadini. Anche stamattina abbiamo parlato, anche se un po' di corsa, ma comunque speriamo che il 31 marzo si chiuda anche tutta la partita delle restrizioni, oltre che dello stato emergenziale. Macchina dell'accoglienza che è già in moto da Padova a Torri di Quartesolo.
3 donne, mamma, nonna e bisnonna e 3 bambini e ragazze. Arriva da Kiev questa famiglia scappata dall'Ucraina martedì e approdata a Padova dopo un viaggio in auto e bus dalla Romania. Non si fermeranno in città. È il primo gruppo familiare assistito dall'ambulanza che da poche ore è ferma nel piazzale della stazione di Padova, come ci racconta il volontario della Croce Verde Alfredo Drago. Il primo gruppetto, prima è venuto un singolo separatamente, questo gruppetto è commovente. Da quello che abbiamo capito sono 4 generazioni, bimbi, nonna, mamma, eccetera. Sono di passaggio qui, devono andare a Bergamo e quindi noi abbiamo risposto come Croce Verde la risposta alla richiesta dell'USL tramite la prefettura per creare questo punto perché possano avere il tampone e quindi poter viaggiare comodamente. Li aiuteremo poi anche a fare biglietti per quello che possiamo. È il volto di una città accogliente quello che conforta questa famiglia. Il bambino piange quando gli fanno il tampone. Persone informate, consapevoli. Sapevano di questa cosa, quindi hanno aderito volentieri a questo fatto di avere questa certificazione che evidentemente gli permette di potersi muovere comodamente per quello che si può. Da Padova sono diretti a Bergamo, dove li attendono dei familiari. I primi a essere accolti dai sanitari della Croce Verde dell'ULSS di Padova, come spiega il direttore generale Paolo Fortuna. Operativa durante la giornata, quindi 8-20, 7 giorni su 7, la stiamo organizzando appunto per far sì che questa rimanga. Vedremo dopo se l'allocazione sarà appunto questa o all'interno anche della stazione. Qui ci sarà un infermiere e un medico USCA per i referti, aggiunge il direttore Fortuna, ma soprattutto volti accoglienti che potranno dare le prime indicazioni. Intanto continuano i confronti a vari livelli. Se l'accoglienza adesso riguarda piccoli gruppi, ci si prepara anche per un maggior numero di persone. Grande attenzione anche verso i bambini, che noi vogliamo, come dire, il prima possibile collocare anche nelle strutture sia scolastiche che sportive, quindi anche con i miei colleghi stiamo lavorando in questo senso perché insomma si possa anche dare non solo un tetto o quello che serve, ma anche rimetterli in un tessuto sociale. I primi posti sarebbero già pronti nelle scuole dell'istituto comprensivo quinto e settimo della città, ma dalla prossima settimana si riunirà un tavolo per sostenere i piccoli ucraini in fuga dalla guerra, bambine e bambini, ragazzi e donne che la paura e la disperazione le stanno toccando con mano, racconta Alfredo Drago. Vedi negli occhi tante cose dietro, non è facile, però possiamo farlo e lo facciamo. Dietro ogni volto c'è una storia, così nel Vicentino. В майбутньому. Але ти його зможеш вивезти чи не зможеш? Ні, не можу. Scappate dalla guerra da Kiev, sono andati a Ternopil, un'altra città all'ovest dell'Ucraina, che poi sono spostati in Moldavia. E tutto il tempo guidava la signora la macchina perché in Ucraina è rimasto suo marito col figlio di 19 anni e come si sa gli uomini da 18 a 60 anni devono rimanere, non possono abbandonare il paese. E quindi signora dalla Moldavia poi è andata in Romania e dalla Romania è venuta in Italia. Quindi ha fatto praticamente 4-5 giorni di viaggio con la bambina di 13 anni. Siccome da piccola era una bambina di Chernobyl, quindi è già stata ospitata da una famiglia italiana, allora si è messa in contatto e è ritornata qui già da grande, scappando dalla guerra, è stata ospitata da questa famiglia che conosceva. Tante le storie di mamme coraggiose, viaggi di giorni in macchina per salvare i bimbi, talvolta molto piccoli, esausti da ore di fuga, storie di persone che si ritrovano in emergenze diverse, da ex bambine di Chernobyl a donne che scappano dalla guerra in Ucraina. Qui al centro vaccini di Torre di Quartesolo oggi erano una 50 per sottoporsi ad accertamenti sanitari. Sono tutte persone che hanno già fatto il primo test e risultati negativi ai nostri punti tamponi. In questo momento scatta la presa in carico un po' più approfondita con intanto l'emissione di una tessera temporanea per l'assistenza sanitaria, lo screening per le vaccinazioni, soprattutto per i più piccoli in vista di un eventuale inserimento scolastico. Ascolto tra i corridoi in cui tra lacrime, dolore e speranza vengono mostrate foto, si scambiano numeri telefonici, racconti, contatti che parlano di solidarietà.
Come loro, arrivati in Italia dopo 5 giorni di viaggio, hanno trovato ospitalità grazie ad un appello lanciato su internet. No, l'avevo conosciuto su internet, loro hanno chiesto aiuto e noi l'abbiamo aiutato. Lei di dov'è? Longare. E alla crisi ucraina è collegato anche l'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia. Un intero comparto, quello della pesca, è sceso in piazza con una protesta shock questa mattina a Chioggia. I pescatori di Chioggia e Porto Tolle consegnano in fila le proprie licenze di pesca ai rispettivi sindaci. È un gesto simbolico di protesta contro un caro gasolio che sta provocando una crisi gravissima al comparto. Quanto tempo fa questo mestiere? 60 no, ma 59 sicuri. Ha mai visto una situazione del genere? Mai visto una cosa del genere, mai. Si rischia la chiusura di tante aziende e il collasso di un settore che ha un peso economico ed occupazionale enorme. La consegna delle licenze segue la decisione dei pescatori di scendere in sciopero per una settimana. In un mese normale, un marzo normale, il mercato ittico fattura 3,5 milioni di euro. Stare chiusi una settimana, di fatto comunque una riduzione di questo tipo significa perdere tra i 700 e gli 800 mila euro solo in una settimana. La filiera dell'ittico è a rischio. Da Chioggia a Rovigo ci sono circa 8.000 aziende e 1 miliardo di fatturato. Questi sono i dati. La manifestazione di protesta è avvenuta sotto i portici del municipio di Chioggia. I sindaci sono schierati a fianco dei loro concittadini in una battaglia che in molti temono né breve né facile. I sindaci sono in trincea, è chiarissimo che i sindaci sono in trincea, però ho detto che dalle retrovie devono arrivare gli aiuti, altrimenti i sindaci non riescono a dare risposte. Dobbiamo avere il diritto e il dovere di poter aiutare i nostri cittadini e in questo caso un settore importantissimo come quello della pesca, con risposte concrete che devono arrivare da Roma. Credo che per quanto riguarda il carburante la sospensione delle accise sarebbe già una risposta fondamentale per abbassare il costo e poi trovare quegli aiuti, come è stato fatto già in un primo decreto legge, in un primo emendamento, trovare quegli aiuti che possano sostenere il mondo economico. Bisogna agire bene e subito, dicono tutti, le conseguenze altrimenti saranno veramente gravi. Adesso come adesso quel caro gasolio non lo so se ce la facciamo a mantenere il minimo garantito per i marinai. Adesso lunedì usciamo in mare, andiamo a vedere la pesca quello che sarà, i prezzi del mercato quelli che saranno, fine settimana faremo i conti, ci riuniamo un'altra volta e là decideremo cosa fare. Che siamo andati in un pareggio della nostra azienda, un periodo in negativo, in perdita, e adesso diventa difficile, quasi impossibile continuare la nostra attività. Si rischia la chiusura dell'azienda. Le barche restano in riva e se non ce la fai non puoi prendere 500 e spendere 4,50. E non va meglio nelle stalle del Veneto e si aggiungono pure le stime dei produttori di mangime. Ce ne sono già che hanno chiuso, c'è anche chi non lo può fare, capiamo benissimo perché chi ha investito tantissimo, chi si è indebitato non è che può fare quello che vuole, è condizionato dal mercato. Il problema è che abbiamo iniziato a entrare nel tunnel prima del Covid e non stiamo vedendo ancora la luce. Difficoltà di reperire materia prima agricola, costi energetici per i processi industriali alle stelle e poi dubbi sulla tenuta dei consumi. Per gli allevatori, di fronte a costi così fuori mercato, il prezzo del latte è destinato ad alzarsi, dove parallelamente, come denunciano i produttori di mangimi, la mancanza di materia prima agricola sul lungo periodo, la disponibilità è limitata solo a 20 giorni, renderà inevitabile il blocco della produzione, con conseguenze pesantissime per gli allevamenti che dovranno abbattere gli animali. La profezia è funesta. Per Aprolav la situazione può anche peggiorare. Se il sistema industriale di trasformazione lattiero-casearia si contrae, ora si contrae per sempre. Quando una stalla chiude non apre più, insomma, ecco, e quindi il nostro futuro è segnato anche dalla filiera, da chi deve capire che l'allevatore non può essere sempre l'ultima ruota del carro, ma deve essere trattato come una componente di questa filiera. Mai si è raddoppiato, la soia non viene nemmeno più consegnata, sopravvive solo chi ha stipulato contratti già in essere. Noi importiamo solo il 13% di petrolio dalla Russia, quindi non vorrei che ci fosse anche una speculazione in questo senso, perché alla fine il gasolio agricolo deriva dal petrolio. E quindi sono cose che ti fanno meditare, che ti fanno pensare, che ti fanno capire che
molto probabilmente noi siamo in questo momento un ostaggio di chi sta speculando nei nostri confronti. Eppure nella bilancia dell'agroalimentare la filiera del latte resta al primo posto in Italia, come in Veneto. Solo nel comune di Chiarano, su 182 aziende produttrici di latte, ne sono sopravvissute 4. Il Veneto 20 anni fa aveva 43.000 stalle, oggi sono meno di 2.500. Se non c'è latte, naturalmente non ci saranno le lavorazioni, si creerà disagio anche per quello che riguarda l'occupazione, ma queste cose, secondo me, il politico, quello che conta in questo momento, non le capisce. A rischio serio di stop il settore dell'autotrasporto, così a Padova. L'aumento dei prezzi dei carburanti sembra non fermarsi. Frantumata la soglia psicologica dei 2 euro al litro, oggi a Padova i prezzi sono questi, con alcuni tipi di benzina che al servito superano anche i 2,6 euro al litro. Una situazione che può portare anche a un blocco dell'autotrasporto. Gli autotrasportatori, che sono la categoria con cui lavoriamo maggiormente, pensano a un fermo. La settimana prossima pensano di fermarsi. I problemi non sono solo per l'autotrasporto, anche i normali cittadini devono fare i conti con rincari che sembrano non finire. Non sappiamo più come difenderci qua. Non riesco a capire perché aumenta proprio il prezzo della benzina. Poi possono aumentare, ok, dato che c'è un problema di guerra, gas e questi possono aumentare, ma perché aumenta la benzina? Cosa dobbiamo recuperare? Cioè, adesso ci crea un problema non da poco, io ho aziende che sono disperate su questo, oltre che per il problema delle materie prime. È un aumento un po' troppo esagerato dal mio punto di vista, perché ho visto cartelli precedenti 2,30 euro, altri a 1,90 euro, quindi secondo me c'è anche un po' di speculazione sopra. Il problema è ogni giorno si salta su. Non lo so dove arriviamo così. Le associazioni di categoria hanno richieste dirette e decise al governo. Noi chiediamo che si blocchino le accise e si sterilizzi l'aumento dell'IVA, che è aumentata con l'aumento che va in percentuale. Per aiutare una categoria che sta già soffrendo da dicembre dell'anno scorso. E se il governo non interviene, i padovani hanno già una soluzione. Ancora un po', bisogna prendere una bicicletta e pedalare. E a Treviso intanto si assiste a un fenomeno davvero inquietante che riporta indietro le lancette dell'orologio. Cioè, quindi se me ne servono 3 non posso soffrirne? Cioè, non so neanche cosa, cioè non ci sono neanche parole. Incredulità e sconcerto ha creato il cartello esposto in un supermercato della grande distribuzione di Treviso. È consentito l'acquisto massimo di 2 bottiglie di olio di semi per ciascun cliente. È aumentato di 30 centesimi. Senta, e vendono solo 2 bottiglie a testa? 2 bottiglie a testa, perché probabilmente i fornitori non ci sono più. Con la chiusura del porto di Odessa mancano gli approvvigionamenti, l'olio di semi negli scaffali inizia a scarseggiare. Cresce il sospetto che l'acquisto non sia solo per la cucina, visto l'incredibile aumento del prezzo dei carburanti. Già in passato qualcuno ci ha provato per risparmiare e fare andare le automobili a gasolio con olio di colza e di semi. Non mancano nei social media le dimostrazioni messe in atto da alcuni automobilisti. Quando la metti parte il tuo motore, quando la paghi. Il meccanico di fiducia mi ha detto si può diluire il gasolio. I meccanici avvertono. Ma innesca, grossissimi problemi di inquinamento. Possono diventare anche pericolosi, dal lato economico, perché possono creare ulteriori danni alla propria meccanica del motore, quindi la conseguenza è risparmio il carburante,
pago l'autoriparatore o qualcuno che mi ripari l'auto dopo, quindi non ho più un risparmio, ho solo un danno. Da allora i motori diesel sono profondamente cambiati, migliorando la combustione del gasolio e riducendo quindi le emissioni. Se una volta un motore digeriva sensibili variazioni della composizione del carburante, con l'olio di colza e simili, oggi è un rischio che si può pagare a caro prezzo. I nuovi motori sono disseminati di sensori sensibili a variazioni di funzionamento, creano messaggi di errore e avarie. Gli esperti lo sconsigliano. Se io risparmio un litro di olio e dopo 50 litri di olio bruciato devo cambiare un catalizzatore da 1.000 euro, non so dov'è il risparmio. La cronaca è profondo il cordoglio a Pieve del Grappa dopo la morte del 17enne Vittorio Piva. Aveva soltanto 17 anni e una grande passione per le moto e i motori. La giovane vita di Vittorio Piva si è spezzata nel tardo pomeriggio di ieri mentre stava provando la moto di un amico. La tragedia a poche centinaia di metri da casa, in via Montenero, a Pieve del Grappa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lo studente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi prima contro questo muretto di recinzione, poi contro il palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto è stato molto violento. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del SUEM di Crespano e l'elisoccorso da Trento. Per Vittorio però non c'è stato nulla da fare. La notizia della morte del 17enne si è diffusa velocemente in paese dove la famiglia Piva è molto conosciuta. Sono commosso perché l'ho visto nascere e crescere questo ragazzo. Bravo ragazzo, un bravissimo ragazzo, gentile, educato, mi dispiace. Vittorio studiava all'Istituto Agrario Parolini di Bassano. L'altra sua grande passione, oltre ai motori, era proprio la campagna, ma amava anche la musica e suonava con i genitori nella filarmonica di Crespano. Un bravo ragazzo, attivo nella comunità. Lo ricorda così il sindaco Annalisa Rampin, arrivato sul luogo del tragico incidente. Sono quelle cose che non dovrebbero succedere e che lasciano una comunità sconvolta. Oltre ai familiari è chiaro che quando è una giovane vita a rimanere sulla strada è sempre una vita di troppo che la strada ci porta via, per cui siamo vicini a tutta la famiglia, alla mamma e al papà in particolar modo, perché perdere un figlio così è inumano e non è giusto. Dramma a Venezia, 2 anziane sono state ritrovate morte in un appartamento. 2 sorelle veneziane di 88 e 86 anni sono state trovate morte in casa. Si tratta di Livia e Gladys Naccari, 2 pensionate residenti in zona San Marco vicino a Campo della Fenice in un appartamento di Palazzo Contarini. A lanciare l'allarme sarebbe stato un operaio al lavoro sull'impalcatura di un cantiere in un palazzo adiacente, che attraverso la finestra avrebbe notato uno dei 2 corpi a terra e spaventato chiamato i vigili del fuoco, intervenuti poco dopo sul posto per aprire la porta di casa insieme a polizia e 118. Non ci sarebbero segni di effrazione o violenza, con tutta probabilità si è trattato di morte naturale per entrambe le donne. Una è stata trovata in bagno, l'altra nella sala da pranzo. I vigili del fuoco escludono fughe di gas o altre esalazioni tossiche, ma la casa sarebbe stata trovata in disordine, quindi probabilmente le anziane si sono lasciate andare. Tempo fa gestivano insieme una piccola attività commerciale a San Marco. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta c'è un aggiornamento politico importante perché oggi il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla legge quadro sulla montagna, la nuova, il disegno di legge molto atteso dalla provincia di Belluno e non solo, da tutta la montagna veneta. Tutti gli aggiornamenti ve li daremo nel corso del telegiornale di Treviso e Belluno alle 19:30. Adesso andiamo a Negrara per un'importante scoperta archeologica.
La pulizia curata dalla terra, poi la spugnatura con l'acqua ed ecco che appaiono pezzo per pezzo i tasselli colorati, rosso acceso, blu e verde intenso. La nuova sorprendente scoperta nel sito archeologico della Villa Romana dei Mosaici a Negrar, nel cuore della Val Policella, un sito che già in passato aveva regalato sorprese di grande valore storico. Lo vedete, un faggiano, un cesto di frutta e più in là un piccione. Ecco i nuovi mosaici ritrovati qui nella Villa dei Mosaici di Negrar, splendidi, ancora perfettamente intatti i colori. Si tratta di una parte del pavimento che abbelliva verosimilmente il chiostro della parte residenziale della villa signorile risalente al IV secolo d.C. A fare la scoperta gli archeologi della Soprintendenza di Verona diretti dalla SAP, Società Archeologica. Questo tipo di conservazione così fresca, così evidente, con questi colori così vivaci, è una rarità assoluta, resa possibile qui dall'incredibile apporto colluviale di metri di terreno che hanno coperto parte sopravvissuta della villa e quindi è stata in qualche modo sigillata e non più toccata. Anche l'Università di Padova sta collaborando, analizzando dei reperti del soffitto della villa che secondo gli archeologi è una particolarità davvero straordinaria. Quello invece che si può determinare con più precisione è il motivo del soffitto che doveva essere dipinto, tecnicamente si dice a cassettoni prospettici. Fare un confronto conosciuto, con tutto rispetto, è famoso quello del Pantheon a Roma, questi cassettoni così che danno una dimensione di profondità al soffitto. Qui c'erano anche dei fiori inseriti nei cassettoni perché sono stati appunto visti e recuperati. Dal Veneto è tutto, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile ma con l'afflusso di aria fredda dai Balcani. Tempo asciutto, un po' meno limpido rispetto ai giorni scorsi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 11 marzo ci mostra un cielo piuttosto grigio ed in effetti sarà proprio così, con molte nubi ed una estesa copertura su tutta la regione. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono anche delle parentesi più soleggiate, qualche fiocco di neve sui monti. Temperature minime stazionarie tra 1 e 4 gradi, massime un po' più fredde, comprese tra i 4 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso inizialmente, a seguire decisamente più sole. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo lo stesso contesto ampiamente soleggiato, qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.